Un anno fa ho fatto dei video in cui analizzavo dei brani trap. Rifacciamolo. In molti mi hanno scritto ascolta da Zap, ascolta da Zap. E io ho ascoltato da Zap, in particolare un brano che mi ha incuriosito per la sua successione armonica, successione degli accordi. Si chiama Blunt 7 a Swishland. Probabilmente si dice Blunt, però noi mettiamo tra parentesi il testo e dedichiamoci alla musica. E in Mi minore, primo accordo Mi minore, a cui segue l'accordo della relativa maggiore, Sol maggiore, più cupo, più aperto. Prima di arrivare all'ultimo accordo, quello di dominante teso, che permette al giro di ricominciare da capo, ci sono due accordi intermedi, uno di La maggiore, aperto, che chiude su Do maggiore con la settima. Il risultato è questo.